Antonio Scipina, presidente del comitato regionale Sicilia, una bella manifestazione, tanti ragazzi, tanto entusiasmo. Come sta questo basket palermitano? Io lo vedo, dico, se uno legge i numeri, diciamo, ci sono, però essendo qua oggi l'entusiasmo ricordo che è superiore a quello che potrebbero essere appunto i freddi numeri, quelli che facciamo sempre, cioè che c'è solo il Verga come squadra, diciamo, nei campionati nazionali e manca qualche squadra maschile che venga su. Io sono ottimista, io da 1 anno e mezzo, diciamo, che mi sento adottivo di Palermo, sono il presidente del comitato regionale, però è giusto sentirmi anche di questa provincia e sto cercando in qualche modo di stimolare il movimento. Io sono ottimista, ripeto, ecco, sulla maschile vorrei che qualche cosina in più. Cosa c'è bisogno per fare qualche passo in avanti? Ma sicuramente il problema di Palermo principale è la carenza degli impianti, non è un pretesto che si potrebbe dire appunto che è la scusa per i risultati che non vengono, perché le società ci sono, i problemi di campo è vero che ci sono in tutte le province, ma qua a Palermo in maniera particolare, quindi l'unico modo è o aumentare il numero degli impianti, e questo a breve sicuramente non è realizzabile, oppure coalizzarsi tra società, non dico tutte, ma fare dei gruppi di società che possano insieme dividersi il ruolo di squadra senior, di squadra non per forza satellite, perché squadra che possa assolvere agli obblighi dei campionati giovanili e con questo, diciamo, avere degli spazi più ampi. Se dovessimo mettere in un campo, in un palazzetto, tutte le squadre siciliane, che numeri faremmo? Sarebbero bei numeri, dico, noi con tutto che noi abbiamo avuto la scomparsa di circa l'8% di società nell'ultimo anno e mezzo, i numeri dei tesserati non sono diminuiti e, diciamo, nel ranking nazionale delle regioni eravamo quinti, eravamo scesi al 7º, siamo risaliti a essere quinti, quindi vuol dire che questa tendenza a una diminuzione delle società è a livello nazionale. Noi stiamo tenendo bene e secondo me il problema degli impianti, ripeto, poco fa parlavo col presidente di Enna che mi diceva appunto che quando andavo lì per parlare col sindaco e sensibilizzarlo per sistemare la situazione a Enna, questa, ripeto, è un po' dappertutto. Sono stato a Bagheria settimana scorsa in vista dei mondiali sordomuti che ci dovrebbero essere, appunto ci saranno dal 16 al 24, un campo sarà proprio il campo di Cefalù e l'altro dovrebbe essere questo Bagheria, ma là siamo veramente un po' indietro con i lavori. Si era parlato tra questi corridoi della possibilità che la nazionale venisse in Sicilia. Ci sono realmente queste possibilità nel breve termine, almeno poi per il futuro, insomma, non si sa. Ci possono essere, dico, fino adesso come giustamente detto se ne è parlato, dico, e non è stato messo un veto in questo. Noi paghiamo lo scotto a volte del raggiungimento del luogo un po' più fuori mano rispetto alla pigrizia magari di osservatori, non me ne voglio, diciamo, la testata, giornalisti o federali o tecnici, ecco, perché le squadre alla fine dove vanno, le metti in un aereo, fanno i chilometri, però la Sicilia è poco comoda non è centrale, ecco, però la possibilità di portarla alla nazionale è reale e cercheremo di farlo.